primo albergo medicale in Veneto, un'esperienza germogliata nel 2010 ad Abano Terme, ovvero la patria delle terme e del benessere, grazie all'intuizione di Marco Maggia, amministratore del complesso termale Eremitage, storico albergo gestito da 4 generazioni dalla famiglia Maggia, che ha dato vita con successo alla prima esperienza di un albergo medicale nel segno di terme e medicina insieme, ovvero cura, prevenzione e vacanza, che convivono armoniosamente con successo. Terme, riabilitazione fisica, alimentazione, fitness e benessere sono infatti il filo conduttore dell'esperienza presentata recentemente all'Eremitage sotto il segno di salute e piacere, ovvero una vacanza che migliora la vita. L'Hermitage Bel Air Hotel di Abano Terme è da 6 anni il primo medical hotel della regione Veneto. Cosa significa? 6 anni fa abbiamo iniziato una nuova avventura. Di fronte alla crisi del termalismo e a una perdita di identità del nostro settore, abbiamo deciso di medicalizzare alcuni servizi. Abbiamo aperto un centro medico di riabilitazione e medicina fisica all'interno di un resort termale, dentro ciò che c'era prima, potendo quindi accogliere da noi persone con disabilità croniche o temporanee e integrando quello che è il mondo del termalismo con il mondo medico dedicato alla prevenzione e alla riabilitazione. L'idea del medical hotel è rispettare in modo rigoroso tutti gli standard qualitativi richiesti in materia sanitaria, continuando però a offrire un'ospitalità degna di un grande albergo. Per la salute è molto importante anche la prevenzione. Sì, diciamo che il concetto di benessere ha diluito un po' la natura e il significato di quello che erano le terme. Da noi il fatto di disporre di un'equipe medica specialistica in ambito ortopedico, fisiatrico, dietologico, nutrizionale e di operatori qualificati della riabilitazione, quindi laureati in fisioterapia e laureati nelle scienze motorie, ci ha consentito di fare dei nuovi programmi, sempre di vacanza, nella comunità di una vacanza, però dedicati alla prevenzione cardiovascolare. In questo caso il mezzo termale, l'acqua e il fango, insieme all'alimentazione e al fitness, possono diminuire quelli che sono i fattori di rischio, colesterolo, glicemia, e educare i nostri ospiti a un nuovo stile di vita, che è il segreto della prevenzione. Lei ci ha parlato di salute, di prevenzione, di persone sane e di persone che hanno delle disabilità. Sono dei mondi che all'interno dell'Hermitage Bel Air convivono in modo molto sereno e molto costruttivo. In quale modo? Innanzitutto bisogna, secondo me, appropriarsi di una nuova cultura e abbiamo fatto fatica noi, talvolta fanno fatica gli ospiti, ma è il futuro. Il futuro è non ghettizzare più le persone, non ragionare più a compartimenti stagni, immaginando che i sani stiano con i sani, i giovani con i giovani, gli anziani con gli anziani, i malati con gli ammalati. Questo tipo di cultura è destinata a morire, come ci dimostrano le Paralimpiadi, come ci dimostrano numerosissimi eventi dell'oggi. In realtà, se la riabilitazione è il ritorno alla vita attiva, e quindi il recupero dell'autonomia, il luogo in cui fare riabilitazione deve essere un luogo che favorisce la vita attiva. È quindi proprio il fatto che siamo in un albergo, in un ambiente non ospedalizzato, che è parte integrante del soggiorno e rende i nostri percorsi sanitari di riabilitazione ancora più efficaci. Parallelamente, coloro che cercano la prevenzione, in un mondo del benessere che dice tutto e il contrario di tutto, cercano un'assistenza sanitaria anche nell'ambito preventivo che sia di qualità. E quindi anche chi ha un piccolo mal di schiena, una sciatalgia, quando viene all'Hermitage e vede degli ospiti accanto a lui con patologie più gravi, non pensa di essere nel posto sbagliato, ma nel posto giusto, in un posto cioè in cui ci sarà una qualità e una competenza atta a servire anche i suoi bisogni più piccoli e più semplici. L'Hermitage Medical Hotel ha aperto una nuova frontiera attraverso anche il programma di assistenza globale in ortopedia, dalla diagnostica alla terapia riabilitativa in acqua termale, con percorsi mirati. I servizi sanitari del Medical Hotel Hermitage sono erogati in convenzione diretta con le principali assicurazioni sanitarie italiane in regime esclusivamente privatistico.